Per la capolista Trento è arrivato il momento dell'esame fin qui più complicato della stagione. Di fronte alla imbattuta Dolomiti Energia c'è la 7 Emporio Armani Milano, reduce però dall'impegnativo doppio turno di Eurolega e in formazione ampiamente rimaneggiata per gli infortuni. Ci prova Armani Brooks ed è soltanto retina. Conferma le sue capacità di realizzatore anche con poco tempo a disposizione il nativo del Texas. 11-4. Ellis attacca dal palleggio, pick and pop con Żukauskas, tripla sbagliata non di poco dal lituano, ma c'è ancora un rimbalzo in attacco per Trento, non a caso come dicevamo prima la squadra che prende più rimbalzi in tutta e via! E poi Ellis alza per Mavube che inchioda finalizzando la layup. Che giocata sulla Żukauskas dall'angolo, questa la mette al secondo tentativo. Ford attacca sul mismatch, Pippo Ricci con 8 secondi per andare al tiro, tripla da molto lontano di Toto Forrai, la bandiera di Trento, uomo che più di chiunque altro incarna lo spirito dell'Aquila. Riparte Trento, Ford tripla in transizione, Jordan Ford più 11 Dolomiti Energia, adesso è una pioggia di triple per la squadra di coach Galbiati. Riparte Pecchia, 2 contro 2 per Trento, si spazia nell'angolo Ford, a rimorchio Lamb, ribaltamento, Cale sistema i piedi, spara e segna! Miles Cale da 3, ancora Trento attacca in velocità, cambia lato in modo splendido, 36-18. Caruso nell'angolo, Ricci prende la mira, tripla a bersaglio per Pippo Ricci, short roll di Caruso e palla giocata molto bene dal lungo di Milano. Ellis attacca, serve il lungo che va al ferro, ancora un pick and roll eseguito alla perfezione. Ellis innesca Baye, giocata quasi in fotocopia rispetto a quella di qualche minuto fa quando era stato Ford a mandare a segnare sul roll il 26 di Trento. Yeah, you know, it's a great half for us. We just want to make sure that we keep playing at our pace and keep the defensive pressure alive. Extra possesso Trento, raddoppio su Mavube che si libera del pallone servendo che il grande ribaltamento per la tripla di Ellis, la manda a bersaglio qui in Ellis e ancora grandissima lucidità di Trento. Baye con Bolmaro, riceve un po' lontano da canestro l'ex Brindisi che la mette per terra, tiro complicato, ma Jordan Baye lo segna lo stesso. Che canestro! Brooks riparte davanti Toto Forrai, attacca verso il fondo Armani Brooks, grandissima esplosività, il primo passo è micidiale. Forrai prende la tripla, non la segna, a rimbalzo Niang vola e strappa la palla che sembrava già di Caruso, ancora Forrai, ci riprova un'altra volta e questa non la sbaglia. Forrai che attacca il recupero di Lidei, poi Ford finta su Flaccadori, penetrazione, alza la parabola per evitare Lidei che stava arrivando in aiuto. Che giocata di Jordan Ford! Palleggio, arresto e tripla! Toto Forrai, un uomo solo al comando. La partita in questo momento ce l'ha in mano lui, più 30 Dolomiti. Brooks ha davanti Ellis, lo attacca, palleggio, arresto e tiro di Armani Brooks. Esecuzione molto bella anche dal punto di vista stilistico. Qui Caruso non si aspetta la palla di Bolmaro, si distrae e allora Baye può mettere la ciliegina sulla torta. Finisce qui nel tripudio della Il T Quotidiano Arena. Trento batte Milano 91-57. Sicuramente come hai detto te abbiamo mantenuto il ritmo, quella è stata la chiave, sapevamo che loro arrivavano stanchi e sapevamo che dovevamo tenere il ritmo alto per poter giocarcela. Abbiamo fatto una partita incredibile fin dal primo secondo fino all'ultimo, perché nonostante il vantaggio abbiamo continuato a giocare
e credo che si vede che siamo bene insieme, lo abbiamo dimostrato oggi.